Ciao, buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto. Questa sera sono qui con Emanuele Viotti, fondatore Buonasera. di Ad Maiora Vertite. Ciao Emanuele. Io come sempre, mentre vi accomodate, faccio partire la nostra sigla. Avete circa 1 minuto di tempo per prendervi la vostra tazzina, il vostro bicchiere. Non vogliamo sapere, mettervi comodi sul divano. Per chi segue in differita basta saltare di 1 minuto da adesso per l'inizio della diretta e dopo vi presento Emanuele e il tema di cui trattiamo stasera, che è le feste del solstizio nella tradizione romana. A fra pochissimo. Sigla. Sono sorella degli antichi re che mi esiliarono. La loro guerra di millenni io turbai. Giù negli abissi mi cacciarono e i mari attraversai. La notte ombrosa è il mio mantello E rieccoci qui per la nostra ultima diretta prima delle feste di Natale. Stasera ho cercato di essere natalizia, però non so se sembro più scappata da Berlino Est o se sembro Apocalisse alla Boscaiola, ma comunque ci ho provato. Vi presento brevemente Emanuele, che abbiamo già avuto come ospite, è autore di La Via Romana agli Dei, di cui abbiamo parlato in una delle nostre dirette, fondatore della pagina Ad Maiora Vertite, e hai vinto di recente anche un premio internazionale alla cultura, giusto? Sì, esatto, il premio Rimini Europa in the World per il 2023. Fantastico. E questa sera io ti ho chiesto di essere mia ospite perché volevo inquadrare un po' le feste del solstizio nella tradizione romana. Ormai ci avviciniamo al solstizio d'inverno ed è utile sapere come si festeggiava qui da noi nel periodo del maggiore splendore, diciamo, della nostra penisola, ovviamente dopo la Serenissima. Sai che dalle nostre parti la Sì, Serenissima la no, mettiamo al primo posto. io ho smesso di esprimermi su questo perché ogni volta mi arrivano delle occhiatacce qua in Veneto, quindi ho detto no, non dico più niente. Allora sì, vabbè, intanto premessa generale, il solstizio d'inverno è una delle principali festività, direi più o meno in tutti i popoli della terra, sicuramente qui in Occidente da noi è tra i momenti appunto più importanti sotto il piano delle festività. Però il caso romano è abbastanza interessante perché i romani non festeggiavano tanto il solstizio in quanto tale, ma il fenomeno del solstizio richiamava alla mente dei romani tutta una serie di altri contesti mitici che poi loro andavano a ritualizzare all'interno delle famose feste di Saturnalia. E quindi sostanzialmente io passerò la serata a raccontarvi di questo, di quali erano le varie divinità che come dire, partecipavano dei Saturnalia, perché noi pensiamo ai Saturnalia come a un'unica festa della settimana, in realtà i Saturnalia sono un giorno sotto il profilo della pratica religiosa, tutti i giorni successivi invece riguardavano l'intervento di altre divinità, Conso, Ops, Angherona, e sono tutte divinità estremamente arcaiche, delle quali purtroppo, delle quali riusciamo a ricostruire la funzione solamente in base alle stesse festività, perché ad un certo punto gli stessi romani non riescono più a inquadrare bene queste divinità. Ma per farci un quadro sulle feste romane, come festeggiavano in generale?
i romani. Perché Allora, c'è, diciamo, la falsa credenza che si tratti per lo più di festività agricole e in realtà il popolo romano aveva un concetto molto più vasto che, se non sbaglio, è quello della Pax Deorum, e quindi tutte le feste dovrebbero essere inserite all'interno di un'idea di ordine cosmico da ristabilire, da mantenere durante l'anno, giusto? sì, assolutamente sì. Le feste in generale romane vanno lette su più piani. Nel senso, è vero che circa il 16% delle festività romane sono strettamente legate all'ambito agricolo. Non lo so, mi viene in mente la festa di Robigus, che noi indubbiamente sappiamo che è la divinità che tiene lontana la ruggine del grano dai cereali. La ruggine del grano è un fungo che fa marcire i cereali anzitempo. Però nella realtà queste, come tutte le altre festività agricole, si inseriscono all'interno non solo di cicli festivi della durata di alcuni giorni in cui queste feste sono connesse le une alle altre, ma anche più in generale all'interno di un ciclo cosmico di nascita, crescita, morte, rinascita dell'intero anno. Noi questo, tra l'altro, non è un unico ciclo, ma sono vari cicli intersecati fra di loro. Ti dicevo prima di andare in live che sono di ritorno da un convegno giù a Roma, dove ho parlato di un altro di questi cicli, che è quello legato alla produzione del farro, che è un ciclo a sé che attraversa tutto l'anno, però questo ciclo si sovrappone alla figura di Romolo e della sua divinizzazione. Quindi è questo quello che intendo quando dico che le festività romane vanno lette su più piani. Non è la sagra della porchetta di Ariccia che viene fatta, ok, ci sono delle cerimonie, ma di religioso non c'è niente. Ci sono le cerimonie, ma in realtà sono estremamente religiose, hanno un valore immenso. Si pensi solamente al fatto che alla festa dei Quirinalia a febbraio, che è la festa in cui, secondo diciamo che ritualizza la divinizzazione di Romolo, quando si trasforma da Romolo in Quirino, è contemporaneamente anche la festa durante la quale i romani portano il farro alla torrefazione, cioè a bruciarlo, perché il farro non può essere mangiato così, bisogna prima fare questo passaggio. E questa sovrapposizione è chiaramente un'analogia tra Romolo che sale sulla collina, viene colpito da un fulmine e ascende, diventa una divinità, e il farro che viene posto nei forni, bruciato, e a quel punto può essere immesso sul mercato. Ora, questa cosa che io vi ho accennato da sola rende poco credibile la cosa, però insomma fidatevi, se volete facciamo un'altra live magari in primavera su questo. Però in realtà l'intero complesso del ciclo del farro è legato a un insieme di divinità e di riti. Ecco, questo vale poi per tutti i cicli delle festività romane. I Saturnalia sono all'interno di uno di questi, che è quello legato alla regalità, per cui che si interseca parzialmente anche col ciclo del farro. Un esempio, un argomento di questo sono le analogie tra il ciclo di feste di fine agosto e i Saturnalia. Noi a fine agosto che cosa abbiamo? Abbiamo le feste che ruotano intorno alla figura di Vulcano e troviamo la sequenza delle divinità Conso, i consuali al 21 di agosto, Vulcano e Ops al 25. Questa sequenza la ritroviamo in Saturnalia, perché in Saturnalia noi abbiamo Conso il 15 di dicembre, poi Saturno il 17 e Ops il 19. E quindi Conso e Ops ci sono entrambe, cambia la figura centrale, ma si tratta in entrambi i casi di divinità che hanno qualcosa a che vedere con la regalità. Saturno è facile da ricordare, lo sappiamo tutti, era il re che regnava durante l'età dell'oro. Vi farò una testa così oggi sull'età dell'oro, e quindi comunque è un re. Vulcano non è solo il dio dei vulcani, okay, come sappiamo tutti, ma è principalmente il dio forgiatore di re.
Nel mito Vulcano è padre di Caco, che per un periodo regnò nel territorio di Roma prima ancora della fondazione. Egli è padre del re mitico fondatore di Praeneste, ma in una delle varianti del mito è anche padre di Servio Tullio, uno dei re di Roma. Quindi c'è questo aspetto della regalità, perché in entrambi i casi ci sono ops e conso, perché queste divinità hanno qualcosa a che vedere con la regalità, e vedremo di parlarne dopo quando parliamo di Saturnalia. Comunque sono divinità importanti per la regalità. Ovviamente inizio la live e Bowen decide di giocare, è stato buonissimo fino adesso. Lo vedete? Sì, infatti lo vedo passare ogni tanto. Sì, e lì ha deciso di giocare ora. Comunque, ad agosto, però, ecco, questi due cicli festivi sono molto diversi, perché ad agosto si sta andando a riforgiare una nuova regalità, una regalità che è morta con la mietitura del Farro e quindi l'uccisione di Romolo. Tant'è che poi la ritroviamo, cos'è che troviamo immediatamente dopo le feste di fine agosto? Troviamo la festa dell'anniversario della fondazione del Tempio alla Triade Capitolina, che non è solo il nuovo Tempio, eccetera, ma è la fondazione della Repubblica, perché nel primo anno della Repubblica viene inaugurato il Tempio alla Triade Capitolina. Ed è una festa estremamente importante, tant'è che da lì nasceranno i ludi romani. I famosi ludi romani o ludi magni sono in realtà il proseguo della festività dell'anniversario della fondazione del Tempio alla Triade Capitolina. Quindi è una nuova regalità che si viene a formare sul piano cosmico, ma anche sul piano storico. Perché non è un caso che questi decidono di inaugurare questo tempio a settembre e non in un altro momento dell'anno. Ecco, ai Saturnali invece la regalità è diversa e appunto passeremo il resto della serata a parlarne. Ok, quindi mi pare di capire, in realtà non ne sono così sicura. I romani festeggiavano i solstizi e gli equinozi. Allora, non in quanto tali. Allora, gli equinozi quasi certamente no. Per quanto riguarda i solstizi è un po' più dubbia la cosa, perché alcune fonti definiscono i solstizi come i cardini dell'anno. Ovviamente perché lo dividono in due, no? Reggono l'anno come una porta. E infatti a giugno, nello stesso giorno del solstizio d'estate, viene festeggiata la dea Cardea, la dea dei cardini. Mentre al 21 dicembre si festeggia Angherona, la dea del silenzio. C'è un però. Però equinox è una parola romana. Sì, equinox, sì, assolutamente. Però se noi andiamo a guardare, ecco, posso mandare in live il mio schermo? Credo Vediamo di sì. un po'. Allora, presenta? No. Sì, presenta, condividi schermo. Eccolo qua, condividi schermo. Devi fare su slide però. Ok, allora, faccio finestra, ecco qua, che stavo tenendo aperto. Esatto, Non io so adesso te la se mando. Ecco qua, perfetto. Allora, questa qua, si vede anche il cursore, perfetto. Questa qua è una ricostruzione dei fasti anziati, maggiori. È il più antico calendario romano che noi abbiamo a disposizione. È, se qualcuno ne ha mai sentito parlare, è il cosiddetto calendario di Roma, che però noi abbiamo trovato dipinto su noi per modo di dire, io ovviamente non c'ero, dipinto su una parete, e quindi insomma, confrontandolo con gli altri calendari, li abbiamo ricostruito. Allora, qui non ci sono i giorni attuali, anche perché era un calendario leggermente diverso, però è per farvi vedere in linea di massima. Allora, in teoria il 21 dicembre dovrebbe essere qua, ai Divalia, in questo punto qui. Non si vede il cursore? Non si vede il cursore? Allora,
non so come fare. La penultima colonna a destra, la penultima festa, vedete che c'è scritto Dival NP. Quelli sono i Divalia e sono la festa di Angherona. E nel calendario solare, quella di Giulio Cesare, nel calendario solare di Giulio Cesare, cadeva appunto nel giorno del solstizio d'inverno. Mentre la festa del solstizio d'estate, io questo vabbè me lo ricordo, non è segnata, però in altri calendari c'è indicata la festa della Dea Cardea. Se noi andiamo a guardare gli equinozi, sì, ci sono delle altre festività, ma in realtà non hanno veramente nulla a che vedere con degli aspetti vagamente connessi a l'equità tra la notte e il giorno, né a marzo, né men che meno a settembre. Quindi è molto probabile che gli equinozi non venissero minimamente festeggiati dai romani. Dicevo che c'è un dubbio per quanto riguarda i solstizi, per quello che vi dicevo prima, che effettivamente noi troviamo delle divinità, fra l'altro una delle due ha effettivamente qualcosa a che fare con diciamo l'asse dei solstizi, quello che, ripeto, i romani chiamavano i cardini dell'anno. C'è un però che riguarda proprio questo calendario. Allora, Giulio Cesare fissò le festività su un calendario molto simile al nostro, un calendario interamente solare. Ma questo calendario che noi stiamo guardando ora è il calendario che hanno usato i romani dalle origini della loro storia fino ai tempi di Cesare, fino quindi alla metà del primo secolo avanti Cristo. E questo calendario qui è un calendario lunisolare, cioè tenta di allineare i mesi lunari con l'anno solare. Sapete che è una cosa impossibile, perché in un anno ci sono circa 12 lunazioni e mezzo, tra l'altro che cambiano perché il moto lunare è assolutamente aberrante, per cui continua a cambiare, e è difficilissimo fare delle previsioni. Infatti, se voi vedete, questo calendario indica 13 mesi, cioè ci sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, quintile e sestile sarebbero i nostri luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, poi questo Inter, che non è la squadra di calcio, ma è il mese intercalare, chiamato appunto intercalare oppure mercedonio. Ed era un mese che ad anni alterni veniva aggiunto proprio per riallineare il calendario, per cui c'era un anno più lungo e un anno più corto, poi un anno più lungo, un anno più corto. E diciamo che questa cosa nei secoli ha creato dei bei danni, non tanto perché era complicato, quanto perché ad un certo punto i magistrati corrompevano il collegio dei pontefici che si occupava di decidere quando inserire il mese intercalare per far allungare o accorciare l'anno e andare prima o dopo a elezioni sostanzialmente. Tant'è che quando Giulio Cesare introdusse il suo calendario dovette fare prima un anno di più di 400 giorni per riportare le festività connesse alla produzione agricola più o meno vicine ai loro momenti naturali, perché i Saturnalia erano finiti ad agosto. Ecco, ora capiamo perché tutto questo discorso, perché molti storici non a torto si sono posti questo problema, hanno detto: ma se i romani hanno avuto per quasi metà della loro storia un calendario in cui non era così fondamentale che le feste connesse al solstizio cadessero nel giorno del solstizio, i romani lo festeggiavano il solstizio oppure no? Dicevano probabilmente no. Io sono di un'opinione leggermente differente, cioè come dicevo all'inizio, i romani non festeggiavano il solstizio in quanto solstizio, ma il solstizio ricorda delle cose ai romani che li porta a metterli in collegamento con queste feste dei Saturnalia. E infatti tu poco fa ci citavi l'età dell'oro. Esatto.
Perché? Aspettate che rimetto questo, altrimenti continuo a guardare il secondo schermo e sembra che sto guardando la Madonna che mi suggerisce le fonti. L'età dell'oro, sì, perché i Saturnalia non sono il Natale romano, come spesso si sente dire in giro. I Saturnalia sono principalmente la rievocazione dell'età dell'oro di Saturno. Noi questo lo sappiamo non solo perché le fonti ce lo dicono in modo esplicito, ma perché lo vediamo proprio dai riti. Allora, il rito principale dei Saturnalia prevedeva di sciogliere la statua di Saturno da dei legacci chiamati cippi che tenevano legati i piedi della statua del dio. Erano fatti di lana, erano dei nastri di lana, quindi si scioglievano e quindi simbolicamente si permetteva al dio di potersi muovere. Ma perché si faceva questa cosa? In teoria il re degli dei, quello che sta regnando, è Giove. Però se noi andiamo a guardare la festa del 1° di gennaio, vediamo che c'è presente una divinità chiamata Vediove, che è un Giove sempre, però è un Giove bambino, un Giove infero, potremmo dire un Giove malato, tant'è che compare insieme ad Esculapio. Ora, se al 1° di gennaio c'è un Giove che non è proprio l'ottimo massimo, non è nel massimo del suo splendore, vuol dire che prima era un po' manchevole per certi versi. E in effetti, se noi andiamo a guardare la radice etimologica di Giove, deriva dalla radice indoeuropea dieu, che significa cielo luminoso. Noi questo ne abbiamo conferma per il fatto che il flamine di Giove si chiama Flamen Dialis, lui mantiene la presenza della D, che poi invece cade e rimane solo Iovis nel nome della divinità. E che cosa significa dieu? Significa cielo luminoso. Ora, credo che non ci sia bisogno di spiegare che il dieu al solstizio d'inverno non c'è. Il cielo non è luminoso, fa buio alle 4 del pomeriggio. Quindi vuol dire che anche Giove è assente. E se è assente Giove, quindi se è assente il re degli dei, chi è che ritorna? Beh, ritorna l'antico re. Ma questa non è l'unica analogia. Torniamo al quadro generale del contesto sociale, economico, romano. Che momento è questo? In una società agropastorale come quella romana, il periodo invernale è il periodo in cui non si lavora nei campi, gli animali sono chiusi nelle stalle, il farro, che era l'alimento, era il cereale principe nell'età arcaica, è chiuso nei magazzini o sepolto sottoterra, e quindi si ha abbondanza di cibo e si ha la promessa di ulteriore cibo che ci sarà in futuro. Siamo strapieni anche di vino, perché il vino è stato imbottigliato già e il vino nuovo è già stato mescolato con il vino vecchio per fare la fermentazione, quindi anche lì la promessa del vino prossimo. Non si può lavorare perché la terra è ferma, eppure si vive lo stesso. Qual è? Questo ricorda ai romani, gli sembra proprio di vederla intorno a loro, l'età dell'oro di Saturno, che era quest'epoca gioiosa e felice durante la quale non c'era bisogno di lavorare per vivere, la morte era un sonno, non c'erano malattie, gli animali si offrivano per essere mangiati e appunto regnava Saturno. Voglio sottolineare però un dettaglio importante, non c'entra strettamente con il nostro discorso, però è comunque importante. C'è una differenza fondamentale tra il mito dell'età dell'oro romano e il mito dell'età dell'oro greco, che spesso vengono sovrapposti erroneamente. Perché in Grecia sono generazioni d'oro, cioè sono uomini con qualità caratteristiche diverse che ogni tot gli dei, non si sa bene per quale motivo, si stufano e li sterminano e fanno una nuova generazione di uomini. Nella visione romana, invece, gli uomini sono sempre gli stessi.
sono quegli aborigeni nati dai tronchi di quercia, alle origini del mondo, i quali si trovano a vivere un mondo che ha delle caratteristiche diverse. Cioè, quando arriva Giove e scaccia Saturno e pretende che gli uomini inizino a lavorare per vivere, impone un cambiamento delle caratteristiche del mondo. E questo è estremamente importante perché ci sottolinea anche la diversa mentalità rispetto a questo, ma anche alla vita, tra romani e greci. Perché per i greci loro accettano di essere umani, noi siamo la generazione del ferro, siamo fatti così. E invece i romani no, i romani dicono no, noi siamo gli stessi dei nostri antenati, quegli uomini spuntati fuori dagli alberi, che vivevano nell'età dell'oro, quindi noi dobbiamo aspirare a fare in modo di ritornare all'età dell'oro. E come lo possiamo fare? Cambiando il nostro comportamento. Noi troviamo tantissime fonti latine che tra le cose più importanti che rimpiangono dell'età dell'oro è che non c'era bisogno di leggi. E perché non c'era bisogno di leggi? Perché gli uomini si autogovernavano da soli. Ma sono gli stessi uomini. Eppure i romani però non sempre rimpiangono l'età dell'oro, perché comunque l'età del ferro ha portato un grande dono, e che è il dono che Giove fa agli uomini di essere partecipi del potere divino di cambiare la materia, cioè lavorare. Quindi sì, bella l'età dell'oro, ci divertiamo una volta l'anno che per una settimana sovvertiamo tutte quante le norme, gli schiavi si vestono da padroni perché non ci sono più leggi, non ci sono più classi sociali. È bellissimo perché possiamo giocare d'azzardo, che per il resto dell'anno era vietato. È bellissimo perché possiamo stare a casa a mangiare, a scambiarci doni, a fare biscotti e scambiarceli, ad accendere le luci, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa epoca deve finire, perché è il momento più, per certi versi, antispirituale, antireligioso dell'anno, perché l'uomo si avvicina agli dei mutando la materia in tutto il resto dell'anno, mentre in quella settimana di Saturnalia si sfoga e ritorna in quel tempo in cui dipendeva completamente dagli dei per tutto. Ecco, io veramente vorrei porre l'attenzione su quello che tu hai appena detto, perché i popoli rispetto alla fine dell'età dell'oro hanno dato le più diverse risposte, no? Nel corso della storia. Alcuni hanno risposto con la ierogamia, ne abbiamo parlato qualche giorno fa su altri canali, altri hanno risposto con un ipersacerdozio, altri ancora hanno risposto con le dottrine del post mortem, altri hanno cercato di rispondere con la filosofia, mentre i romani hanno risposto con il fatto che noi siamo quegli stessi uomini e cambiando il nostro comportamento possiamo restaurare l'età dell'oro sulla terra. Secondo me questo è molto importante perché ci sottolinea quella mentalità romana del qui e ora. Cioè non piangiamo per il passato, ma costruiamo per il presente e per il futuro, che è una caratteristica tipica del popolo romano. È vero. Fra l'altro è quello che gli ha permesso di durare 2000 anni sostanzialmente e di lasciare tracce ovunque. Ci sono stati imperi più grandi di dimensioni rispetto a quello romano, ma nessun altro ha lasciato tracce di sé ampiamente quanto ne hanno fatto loro. E io credo che contributo di questo sia anche questa idea che è al contempo incredibilmente tradizionalista e conservatrice, noi siamo gli stessi di allora, però anche estremamente moderna e proiettata sul cambiamento verso il futuro. Appunto, dobbiamo compiere tutta una serie di azioni per riportare l'età dell'oro, perché l'idea che avevano i romani, cioè di conquistare tutti i popoli, no? Ricorda, o romano, di governare i popoli con le leggi, no? Nasce con l'idea di riportare un'età dell'oro in tutto il mondo, che poi la propaganda spinge molto sostenendo che fosse l'età augustea
quell'epoca d'oro che ritorna, si rendono conto che non è proprio così, anche perché insomma è stata un'età dell'oro fondata sul sangue, quindi non era proprio il massimo. E però dopo, nel cambiare la propaganda, si inizia a parlare della felicità romana. Cioè gli imperatori cominciano a dire ai vari popoli: noi vi garantiamo la felicità romana, e che per certi versi è una certa età dell'oro. E insomma, se vogliamo pensarci, tra vivere in una capanna di sterco e paglia, in un bosco in Germania, con l'umido, la pioggia, il freddo, e vivere anche nella peggiore città dell'impero romano, cioè, era veramente trasferirsi in paradiso. Non c'era proprio paragone. Ma ecco, questo... scusa, dimmi. Scusami, finisci. Ti stavo per fare una domanda, pensavo avessi finito. Sì, no, volevo solamente dire che comunque questo è il senso generale di Saturnalia. Poi dopo ci sono le singole feste all'interno, che ovviamente contribuiscono al funzionamento di questi Saturnali. Non so se era su questo la domanda. Sì, infatti, proprio questo, perché poco fa tu avevi detto che appunto i Saturnalia erano un giorno, però in realtà i Saturnalia sono anche un periodo e avevi citato anche la dea Angherona, giusto? Sì, esatto. Quindi volevo che mi inquadrassi un attimo le festività dei Saturnalia per capire come si compongono all'interno dei vari giorni e delle varie feste alle divinità. Ok, allora i cicli festivi romani seguono una regola generale, cioè c'è un giorno di festa, poi c'è un giorno di pausa, poi c'è un giorno di festa e un giorno di pausa, si alterna sempre un giorno. Quindi tutto il ciclo delle feste in realtà inizia all'11 dicembre con gli Agonalia del Sol Indiges, che è l'ultima festa del sole che noi troviamo. Evidentemente siamo all'11 dicembre, è il momento in cui ci si inizia veramente a rendere conto che il sole non c'è più. E quindi abbiamo questa festività. Poi troviamo, appunto 2 giorni dopo, perché si salta un giorno, il 13 di dicembre, le Idi. Le Idi normalmente sarebbero la festa di Giove. Tutte le Idi sono la festa di Giove, ma in questo caso qui noi troviamo il Lectisternium, che è un tipo di rito molto importante, molto pregnante, dedicato a Cerere e a Tellus, che sono 2 divinità che estremamente terrestri e fortemente legate a Saturno e alla produzione agricola. Quindi per certi versi vanno ad occupare lo spazio di Giove. Il Dieu è già scomparso, se vogliamo dire. Questo... Ciao. E salta un altro giorno e abbiamo la festa del dio Conso, i Consualia. Conso è una divinità incredibilmente interessante. Nel volume Tradizione Romana, che è l'ultimo che abbiamo pubblicato, io ci ho dedicato un articolo di 88 pagine, quindi c'è quasi un libro a sé, però ci tenevo veramente tanto perché anche la divinità, diciamo, la sua festività cade nell'anniversario del Natale di Ad Maiora Vertite, e quindi la sentiamo molto nostra, ed è questo dio dei consigli che però è strettamente legato alla figura di Romolo, non solo perché è quello che gli consiglia di commettere il ratto delle Sabine, ma è un dio, ma nel giorno in cui, secondo la variante del mito, Romolo sarebbe stato ucciso dai senatori, fatto a pezzi, e ogni senatore se ne sarebbe portato a casa un pezzo, l'avrebbe seppellito e da lì sarebbero nate le varie curie. Quel giorno lì il Flamine di Quirino, quindi il sacerdote specializzato nel culto di Romolo divinizzato, va presso uno degli angoli della Roma quadrata e qui disseppellisce, scava e tira fuori questo altare al dio Conso.
Quindi è una divinità che ha un aspetto della regalità che noi non riusciamo a comprendere fino in fondo, però è qualcosa di fondamentale appunto per la regalità, una regalità che sopravvive anche durante l'età repubblicana, badate bene, perché comunque, per chi non lo sapesse, nella Repubblica Romana c'era un re, era il Rex Sacrorum, era un sacerdote che compiva tutta una serie di rituali e che era strettamente legato al culto di Giano. Infatti in alcuni casi viene definito addirittura un flamine di Giano. Il flamine è il sacerdote specializzato nel culto di una divinità e non tutti gli dei avevano diritto a un flamine. Questo lo dico, casomai qualcuno insomma, l'avesse perso quando ne avevamo parlato l'altra volta. Ebbene, questo conso, come dicevamo prima, è presente sia a fine agosto che qua a dicembre, subito prima della festa di Saturno. Quindi deve essere fondamentale alla regalità. Fra l'altro, nel caso della festa di Conso, qua a dicembre, noi abbiamo il frammento di un calendario epigrafico che riporta anche un re a cavallo. Parla di questo Rex Equo, questo re a cavallo. Purtroppo il frammento è rotto, quindi non sappiamo che cosa facesse, però compariva quel giorno lì. Probabilmente doveva essere il Rex Sacrorum che va a fare qualche cosa a cavallo. Quindi ecco che torna ancora una volta l'elemento della regalità. Dopo la festa di Conso abbiamo Tra appunto... l'altro, scusami, Prego. ma se non ricordo male, il Regifugium, ossia la fuga del Rex Sacrorum, era il giorno dopo degli Equirria. Esatto. Quindi ritorna il Rex in Sacrorum primavera. in corrispondenza con i cavalli. Che era fuggito. A febbraio, esatto. giusto? Sì. Esatto, c'è uno stretto legame tra i cavalli e la regalità. E, fra l'altro ci sono anche tutta una serie di festività che potrebbero essere legate al ciclo di riproduzione del cavallo, e comunque il cavallo ritorna in più occasioni. Diciamo la festa più importante che rimane più impressa in generale è quella del cavallo d'ottobre, a ottobre per l'appunto, che è il rito con cui si chiude la stagione di guerra, per cui dopo aver compiuto queste corse di bighe, il cavallo esterno della biga vincitrice, quindi quello che non solo ha vinto ma ha fatto anche il percorso più lungo, viene sacrificato dal flamine di Marte nel campo Marzio con una lancia. È un sacrificio del tutto eccezionale, è l'unico caso di sacrificio di cavallo, nonché unico caso di sacrificio con una lancia, e dopodiché questo cavallo viene decapitato, gli vengono tagliati i genitali e il pene viene portato di corsa presso la regia, l'antica casa dei re, quindi di nuovo la regalità al cavallo, e il sangue all'interno del pene viene versato su un altare, mentre invece la testa viene contesa tra due fazioni di Roma. Una è quella che abitava lungo la via Sacra, che cercava di prendere questa testa per portarla presso la regia, e l'altra invece, che erano gli abitanti della Suburra, e cercavano di portarlo presso la torre Mamilia, che era una torre, diciamo, di questa famiglia non romana. È un'espressione rituale simbolica di uno scontro tra romani, propriamente romani della città, e stranieri trasferitisi a Roma, ma durante questo scontro la gente si menava tantissimo per prendere questa testa del cavallo. È evidente che gli abitanti della Via Sacra intendevano riunire il cavallo completo, quindi sia quello del sangue che era stato portato, sia la testa, presso la casa del re, per conservare simbolicamente la regalità lì, mentre invece quegli altri volevano la distribuzione della regalità. E se noi guardiamo è quello che succede per tutta la storia repubblicana, cioè è uno scontro tra i plebei, che sono gli abitanti di Roma, che però non sono romani fin dalle origini, quelli sono i patrizi, che cercano di acquisire aspetti
scusate, parti del potere, quindi della regalità, mentre quegli altri cercano di tenersela tutta per sé. Quindi questo io trovo che sia un esempio straordinario, perché ci mostra come si parte dalle festività, dai riti, dalla religiosità, e ci si cala sempre più nella vita concreta, in questo caso nella vita politica di Roma. Io vedo che stai continuamente frizzando, non so se tu mi senti. Io vedo frizzare te, quindi adesso facciamo una piccola operazione, tu continua pure a parlare e io cambio canale di connessione, che forse è quello, perché mi stanno facendo un concerto qui vicino. Ah, ok. Ok, allora Eccoci io vado qui. avanti. Quindi ecco, Adesso torna anche Emanuele. sono tornato? Dimmi quando Eccoci. mi Sì, senti. sì. Adesso è a Ok, posto. ottimo. Allora, Ho dovuto cambiare connessione perché abito vicino allo stadio. Quando fanno qualcosa, qui è un casino. sono tutti che intasano la linea. Ok. Bene, quindi abbiamo fatto questa breve parentesi sulla regalità. Ottimo per il feedback. Grazie. Torniamo alla nostra regalità, però, nell'era di Saturno. Abbiamo detto la festa di Conso, che quindi ha qualcosa a che fare con la regalità che noi non conosciamo, che però è fondamentale per il sostegno appunto della regalità. Abbiamo Saturno con il rito dello scioglimento di cui vi ho detto prima, eccetera, eccetera, eccetera. E 2 giorni dopo abbiamo la festa della dea Ops. La dea Ops non è quella che si invoca quando uno si sbaglia, ma è la dea dell'opulenza, dell'abbondanza, della ricchezza spropositata e senza fine. Questo noi possiamo capire un po' meglio, anche agli occhi della nostra cultura, perché si lega alla regalità. Perché la regalità è abbondanza, non solo come elemento di propaganda, quindi sfoggio di, ma proprio perché è fondamentale per il sostegno dello Stato, della città, del villaggio, di quello che è. Al punto che è ancora viva nella nostra cultura l'idea che il re e la terra sono una cosa sola. E cosa vi dicevo prima? Che Romolo si identifica con il farro. Che cos'è il farro? Non solo è l'elemento fondamentale per la vita dei romani dell'età arcaica, ma è anche la ricchezza, perché la società romana è una società principalmente agropastorale, quindi se tu sei pieno di farro, sei pieno di abbondanza, sei pieno di Ops, ma sei anche pieno di Romolo. Quindi c'è tutta una connessione che torna, e nel mondo romano si esprime anche con un'immagine che non c'entra con il nostro discorso, però mi piace sempre condividerla perché trovo che sia bellissima, e che viene riferita da Plinio nella Storia Naturale, e che lui dice che il vino, che è l'altro, diciamo, prodotto agricolo fondamentale della società romana, è una bevanda da re perché è il sangue della terra. Quindi questo crea un ulteriore legame simbolico tra la regalità e la terra. E quindi ecco perché Ops, festeggiata agli Opalia, anche lei la troviamo sia ad agosto che a dicembre, è fondamentale per garantire il funzionamento della regalità. Tanto più a dicembre, perché l'età dell'oro è l'età dell'abbondanza, dove si può vivere senza lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. C'è qualcosa di freseriano in tutto ciò. Sì, sì, aveva alcune cose, le aveva intuite giuste, altre sono superate, però alcune sono ancora valide, naturalmente. Quello che però ci tengo a sottolinearvi di questi 3 giorni, poi passiamo alla Divina Angherona, che è leggermente diversa, però è sempre collegata ed è fondamentale. Vi faccio notare che quello di cui si parla rispetto ai Saturnalia, cioè la festa durante la quale si sbraca completamente, ci si ubriaca, ci si rovina, è sì un elemento fondamentale ed è anche rituale, perché, non devo spiegarvelo io,
è il rituale anche l'eccesso, cioè la castità, la preparazione rituale, il rito cerimoniale preciso perfetto è tanto rituale quanto le orge, l'eccesso di alcolici, l'eccesso di vino, sono tipi di riti diversi adatti a momenti diversi o a percorsi diversi, addirittura se chi segue il discorso della mano destra e della mano sinistra. A Roma sono veri entrambi. Questi riti qui, sì, venivano fatti probabilmente privatamente a casa dai cittadini romani, ma principalmente noi li conosciamo perché sono i riti che fanno i sacerdoti per lo Stato. Ma poi dopo la gente usciva, fatto il rito, e si andava a rovinare, letteralmente. Noi abbiamo anche nelle lettere di Seneca, c'è Seneca che si lamenta tantissimo degli eccessi di queste festività dei Saturnalia, per poi porsi una domanda molto interessante che secondo me vale anche per i tradizionalisti romani oggi, e cioè lui dice: ok, ma noi che cosa dovremmo fare? Dobbiamo unirci alla folla eccedendo anche noi, oppure dobbiamo ritirarci in casa mantenendo la nostra integrità? Seneca alla fine dà la risposta e dice: entrambi sono sbagliati, perché in uno si cede agli eccessi, si cede all'animalità, si va contro lo stoicismo, eccetera, ma nell'altro invece uno si isola dalla società. E anche questo non va bene nello stoicismo romano, perché lo stoicismo romano è molto legato alle tradizioni della società, quindi bisogna andare a festeggiare moderatamente. E quindi ecco, questo lo dico perché ogni tanto qualcuno mi scrive in pagina: ma io come faccio se devo fare la preparazione rituale per, non lo so, gli Opalia e andare ad ubriacarmi la sera prima? Come faccio? E questa è la risposta di Seneca. Seneca se non rompeva le palle non era felice. Esatto, però secondo me aveva ragione, era un illuminato, io quasi tutto quello che scrive lo condivido. Veniamo finalmente a questo benedetto solstizio d'inverno, il 21 dicembre, festa della diva Angherona. Chi è la diva Angherona? È la dea del silenzio. Veniva rappresentata con le dita poste sulle labbra a invitare proprio al silenzio. Esistono due dee del silenzio nella religione romana, che sono Angherona e Tacita Muta. Tacita Muta però è strettamente legata all'universo dei defunti e lei veniva invocata in un rituale alla fine delle feste dei Parentalia, quindi le feste dei morti, durante la quale si faceva un rito anche abbastanza macabro con un pesce che gli veniva cucita la bocca, insomma una roba un po' brutta, un rito fatto solo da donne, questo è interessante, che serviva per far tacere le male lingue che erano sia di carattere diffamatorio sia le maledizioni. Il termine maledicere in latino indica entrambe queste cose. E come fa Tacita Muta a far tacere queste lingue? Lo fa in modo definitivo. Angherona è un silenzio diverso, perché è un silenzio in realtà che è finalizzato alla protezione. Alla protezione di cosa? Del nome segreto di Roma. Perché Roma aveva un nome magico che i romani avevano imposto per legge che non dovesse essere nominato, riferito e ricercato. Ogni volta che parlo di questo qualcuno mi chiede: ah, ma allora qual è il nome segreto di Roma? E non te lo dico. 1, perché non lo posso dire, 2, perché non lo posso citare, e 3, perché non lo posso ricercare, quindi non lo so qual è il vero nome segreto di Roma. Ebbene, lo sanno anche i passi. Ecco, esatto, cioè se non puoi ricercarlo è chiaro che non puoi saperlo. Ebbene, ma cioè, che diavolo gli è passato per la testa ai romani di mettere il nome segreto di Roma sotto la protezione di una divinità proprio il giorno del solstizio d'inverno? Perché è così importante, intanto? Una domanda che forse deve venire ancora prima. Beh, perché i romani conoscevano un rito chiamato evocatio, tramite il quale potevano rubare
la divinità protettrice di una città in modo tale che questa cadesse vinta dall'assedio romano. L'hanno fatto a Veio, l'hanno fatto a Cartagine, e infatti Giunone Regina era la dea protettrice di Veio e venne poi portata a Roma dopo la conquista della città, dopo che venne fatto questo rito, così come a Cartagine Baal e Tanit vengono portati a Roma e identificati come Giove Africo e Giunone Celeste. Quindi i romani, sapendo che esiste questo rito, perché loro sono i primi che lo fanno, dicono: e se ce lo fanno a noi? Bene, allora a Monte Romolo pensa di dire che la città si chiama Roma, così che sulle carte geografiche c'è scritto Roma così, ma il vero nome di questa città è un altro ed è segreto. Chi è che garantisce la segretezza di questo nome durante tutto l'anno? Beh, in dialetto noi diremmo il paron della baracca, no? Il re degli dei, Giove. È lui che comanda e sovrintende tutto. Roma è la sua casa, è il posto dove viene meglio venerato in tutto il mondo, tant'è che c'è il tempio di Giove più grande del Mediterraneo. Perché mai dovrebbe concedere che Roma venisse conquistata tramite questo rito e quindi lasciare che il nome si sparga, che qualcuno infranga questa legge? Ma al solstizio d'inverno Giove non c'è. Siamo ritornati nell'età dell'oro in cui ci si fida tutti di tutti quanti, perché è un periodo felice, come abbiamo detto, e quindi magari questo nome potrebbe uscire e sfuggire e qualcuno potrebbe venirne a conoscenza. E allora c'è bisogno di mettere un'altra divinità a protezione di questo nome, che anche a fronte dell'abbondanza, degli eccessi alcolici, dell'entusiasmo per le festività, garantisca questo silenzio. E infatti l'unica funzione di Angherona è questa. Non la troviamo citata nelle epigrafi, non la troviamo in altri momenti dell'anno, non la troviamo citata ad altre funzioni che non a questo, a differenza di quella tacita muta che invece per esempio la troviamo nelle maledizioni. Ho fatto un reel su Instagram qualche giorno fa in cui raccontavo di queste epigrafi di una giovane donna che un bel giorno ha smesso di parlare, poi è morta e tutti erano convinti che fosse stata maledetta, e in parallelo citavo nelle storie invece di una Defixiones, una tavoletta di piombo sulle quali i romani incidevano le maledizioni, in cui si invocava tacita muta per togliere la voce e portare alla morte una donna. Ovviamente non sono l'una la conseguenza dell'altra, ma sono entrambe espressioni di due tradizioni che si incastrano. Per quanto riguarda Angherona, no. Angherona c'è solo questo giorno, basta. Quindi voi pensate anche che valore danno i romani a questa roba qui per mettere una divinità, un'intera divinità che si occupi di questo un solo giorno l'anno. Non è neanche un caso isolato, nel senso che quando noi parliamo di rigenerazione del concetto di regalità, cioè quando il sovrano divino, che insomma non di rado si rigenera durante il solstizio d'inverno, viene nominato un sostituto. Quindi quando il sovrano divino si deve rigenerare viene nominato un sostituto che rimane in carica solo quel giorno lì e il resto dell'anno non è assolutamente nessuno. Quindi è un rex ad interim, oppure come in questo caso un portatore del segreto ad interim, potremmo dire. Esatto, che fra l'altro è molto nella mentalità romana. Pensiamo alla figura politica, in questo caso, quindi usciamo un attimo dalla religione, però ci rendiamo conto come nelle società antiche, credo in generale, comunque sicuramente quella romana, è tutto interconnesso. È la figura dell'interrex, cioè questa figura che sostituisce prima il re e poi durante la Repubblica i magistrati in attesa della nomina della nuova figura. Cioè non c'era un passaggio di governo, normalmente doveva esserci il passaggio di governo diretto, però capitava perché magari i consoli morivano in guerra, si doveva nominare qualcuno
questa è la figura dell'Interrex, appunto è il sostituto che ha gli stessi identici poteri, però sostituisce quel tempo che serve, esattamente quello che dicevi. Esatto, salvo il fatto che, se non ricordo male, durante l'Interregno gli Auspicia tornavano ai Patres perché non potevano essere dell'Interrex. Esatto, esatto. E infatti lì è un problema perché in teoria l'Interrex non poteva comandare un esercito perché non aveva gli auspici. Però lì poi è una questione Sì, no, complicatissima. scusami. Ci sto lavorando. Questa pila di casino che vedete qua non è qua a caso, è per una cosa su cui sto lavorando proprio sugli auspici in ambito militare. Quindi è un delirio. Sì, no, scusami, ho buttato proprio la patata bollente. Sì. A questo punto, per favore, se avete delle domande, fatele adesso perché ci stiamo avviando verso la conclusione, perché io ti volevo chiedere a questo punto di ritornare verso la luce Ecco. e quindi di chiuderci questo periodo di Saturnalia e come si chiude. Nel frattempo io aspetto le vostre domande perché poi le mando a Emanuele. Allora, diciamo, i Saturnalia si concludono con la Rentalia, la festa di H. Larenzia, che si connette alla regalità. Grazie Armando. Voi siete fantastici, cioè il pubblico è fantastico, perché sennò noi qui ci troveremmo a bere un aperitivo anziché andare online. E dicevo, la festa di H. Larenzia, che non ha niente di cosmico, però è comunque legata alla regalità, perché ricordate, H. Larenzia è la madre adottiva di Romolo e Remo. Poi questa si riconnette ad altre festività, ma la saltiamo, diciamo, perché non è strettamente attinente alla questione del sole, del solstizio, eccetera. Invece, che cosa è importante? È importante quello che vi dicevo prima, il 1° di gennaio, il ritorno di questo Giove, bambino, infero, incompleto, insomma è un Giove manchevole di qualche cosa, che viene festeggiato il 1° di gennaio e che è accompagnato da Esculapio. Di cosa si occupa Esculapio? Di guarire. Quindi è evidente che è stato messo lì apposta per guarire questo Giove. Siamo a gennaio. È il mese dedicato a Giano, Janus, il dio delle porte, dei passaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è l'inizio del nuovo anno, ma nel senso che è l'anno che si sta rigenerando, perché l'inizio dell'anno sacro è a marzo, ma qui è l'anno che si sta rigenerando e noi lo sappiamo questo soprattutto per la presenza di una divinità estremamente interessante, che è Carmenta. Ai lati, cioè 2 giorni prima e 2 giorni dopo delle Idi di gennaio, che nel calendario più arcaico corrispondeva al plenilunio di gennaio, veniva venerata Carmenta per 2 volte di fila. È l'unico caso di una divinità che ha una festa arcaica 2 volte nello stesso mese. Perché? Perché Carmenta non è da sola. Carmenta ha 2 aspetti che sono opposti, che la rendono molto gianuale, e che sono Antevora e Postvorta. Antevora è colei che guarda ciò che è ante, quindi al passato, e Postvorta è colei che guarda ciò che è davanti, che ha il futuro. Scusate, mi si era incasinato la testa perché i romani facevano al contrario, cioè per loro il passato era davanti, il futuro era dietro. Ho avuto un momento linguistico di caos nella testa. Allora, bene, ma Carmenta chi è? È la dea dei Carmina. Cosa sono i Carmina? Sono i canti magici. Quindi lei che cosa fa in questo giorno in realtà? In questi 2 giorni? Lei canta l'anno che è stato, ma canta anche l'anno che sarà. Tutta la magia romana si basa sulla vocalità, i riti romani si fanno a voce. La parola incantesimo è un composito di in più cantum, cioè fatto in modo cantato. La voce è fondamentale, non esistono i riti romani tutti nella propria testa. Ebbene, quindi questo canto, nel mese in cui si sta ricreando l'anno, quindi si sta ricreando il cosmo, va a dettare le caratteristiche dell'anno che sarà. E questa operazione però è per certi versi
un'operazione anche, come dire, empia, perché l'anno era finito, il cosmo era finito. Sono i romani che si mettono ostinatamente a fare una serie di riti per farlo ripartire. Certo, l'anno riparte lo stesso, è ovvio, non è che i romani pensassero che la Terra si fermava, però il fatto di agire in quel momento lì, nel momento in cui la natura si manifesta in quell'altro modo, fa sì che i romani spingano affinché l'anno vada a loro favore, ovviamente. E in questo c'è qualcosa di empio che perciò deve essere purificato a febbraio. Infatti le febbrue, da cui deriva il termine febbraio, sono le purificazioni. I Lupercalia non sono la festa degli innamorati, ma sono un rito di purificazione e che ha come conseguenza anche il rendere fertile la terra, le donne, eccetera, ma non è la festa degli innamorati. E questo prosegue fino a marzo, e a marzo succedono un sacco di cose tutte insieme, perché esplode la primavera, inizia la stagione di guerra, ritorna Giove Ottimo Massimo a prendere il potere e a governare. C'è la festa di Mamurio Veturio, che è l'anno vecchio che viene scacciato, e il giorno dopo la festa di Anna Perenna, che è l'eternità del nuovo anno che torna ancora una volta. E c'è la crescita del farro, che quindi sta andando verso promette la garanzia di una mietitura felice e quindi della vita per l'anno successivo. E quindi il ciclo ricomincia. Alleluia, alleluia. Io ricordo che quando scrissi la tesi di laurea sul Regifugium, mi soffermai sul fatto che il Rex Sacrorum, e prima di lui probabilmente anche il Rex, ripercorreva con la sua corsa il perimetro del Pomerium, e quindi sostanzialmente prima dell'inizio dell'anno ripercorreva il perimetro della fondazione della città. Sì, che E è lo quindi stesso si percorso. chiudeva un ciclo che era iniziato con i Saturnali, cioè la luce che lentamente risorge, l'anno che si rigenera e Roma che viene poi rifondata. E da lì l'inizio di Martius. Esatto. E infatti è sempre quel Rex che c'è alla festa di Conso, solo che là è a cavallo, qui è a piedi. Eh sì, perché gli Equirria sono stati il giorno prima. Esatto. E poi questo qua deve telare. Esatto. Chiede Armando perché Costantino sceglie i Saturnali per fissare la nascita di Gesù, che è una cosa a cui in parte credo tu abbia già risposto poco fa. Allora, perché? Allora, intanto precisiamo, non è Costantino a decidere questa cosa. La scelta del 25 dicembre è frutto di una moda, sembra. Ne avevo fatto una live l'anno scorso con il dottor Ghirimoldi, che ci ha scritto la tesi di magistrale su questo. Quindi se volete la trovate sul canale YouTube di Ad Maiora Vertite, però faccio il mega riassunto di quelle 2 ore e mezza. C'erano varie date possibili della nascita di Gesù. Per non si sa bene quale motivo diventa maggiormente di moda il 25 dicembre. Ad un certo punto succede che qualche autore cristiano dice: ah, però vedete, gli antichi festeggiavano il sole in questo giorno perché Gesù nella Bibbia c'è scritto che è il sole del mondo. Ecco, grazie Ren. Però citavo la live perché credo che fosse quella più approfondita dei video che avevo fatto io da solo. Poi c'era lui che si era occupato specificatamente di questo, quindi insomma più attendibile di me in questo caso. Quindi dicevo, ecco, vedete Gesù il sole del mondo, e quindi ecco perché 25 dicembre. Ma nella realtà la festa del Natale del Sole Invitto, che viene introdotta da Aureliano, quasi sicuramente era a fine ottobre, in occasione dei ludi dell'anniversario di fondazione di questo tempio per la sua vittoria sul regno di Palmira, e che quindi importa varie divinità solari che erano presenti lì. E quindi in realtà la festa del Natale del Sole Invitto, che tutti dicono era il Natale dei Romani, il 25 dicembre, eccetera, 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 in realtà non era il 25 dicembre, ma era a fine ottobre. I Romani il 25 dicembre non festeggiavano alcunché,
sono stati gli autori cristiani che, per dare ancor più legittimità al loro Natale, che è finito il 25 dicembre per pura casualità, cioè per pura moda e successo tra il pubblico, vanno a creare un'identificazione. Fra l'altro io vorrei aggiungere anche una parentesi, perché c'è molto spesso questa moda di parlare di Mitra, del culto di Mitra nella religione romana, i culti solari, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, bellissimo, va bene, ma il mitraismo a Roma inizia ad essere rilevante intorno al III secolo d.C., cioè circa 170 anni più o meno prima della caduta dell'impero romano d'Occidente. Aureliano, adesso non mi ricordo la data di introduzione di quei ludi, fatto sta che lui regna dal 270 al 275, quindi siamo sempre ultimo quarto del III secolo d.C. Ma perché ci dobbiamo fissare su questa roba che arriva alla fine dell'esperienza storica romana, quando prima abbiamo più di 1000 anni di religione romana ultra interessante, piena di divinità arcaiche favolose, e ce le vogliamo dimenticare? Io a questo punto ti passo un'altra domanda. Ragazzi, scusatemi, torno subito. Mm-hmm. Allora, perché Seremo ha visto per primo 6 uccelli e Romolo 12 per secondo? La direzione in cui volavano gli uccelli aveva qualcosa a che fare con la funzione di Roma con Romolo? Allora no, perché probabilmente questi uccelli avevano in realtà la stessa direzione, cioè venivano tutti quanti da un quadrante fasto. E immagino che il senso della domanda fosse perché Romolo è diventato re e non Remo che li aveva visti prima. Ma allora in realtà ci fu uno scontro, secondo il mito, tra i due, uno scontro verbale che comunque non venne mai realmente accettato, che si concluse con la vittoria di Romolo, che infatti fu lui a fondare poi la città. Ma Remo non era per niente d'accordo, tant'è che voi sapete che lui viene ucciso da Romolo proprio perché irride al confine sacro, irride al Pomerium, scavalcandolo, e a quel punto Romolo lo uccide dicendo: questo è quello che accadrà a chiunque attraverserà le mie mura. Quindi ecco, quindi non è che la cosa è andata in modo così pacifico. Sulla questione della quantità dobbiamo anche ricordarci un altro dettaglio molto importante, perché in realtà Remo vede i 6 uccelli per primo. Romolo, non avendo ricevuto notizie, va dal fratello e quello gli dice: ah, io ho visto 6 uccelli, sei arrivato giusto in tempo. Fra l'altro non erano uccelli qualsiasi, erano avvoltoi. Non per nulla il logo nostro è un avvoltoio. E Romolo gli fa: ah, ma io ne ho visti 12. E Remo gli fa: non è vero, lo dici solamente perché io ti ho detto che ne erano 6. E allora Romolo gli fa: no, guarda, e indicando il cielo, a quel punto appaiono 12 avvoltoi. A questo punto sorge spontanea una domanda: ma gli avvoltoi sono arrivati per informarli che Romolo aveva ragione, o è Romolo che in qualche modo li ha evocati? E questa non è una sottigliezza da poco, perché gli auguri, quando vanno a compiere il rito sia per inaugurare un re, cioè per chiedere agli dei l'autorizzazione, la conferma di un re a diventare tale, oppure per l'inaugurazione di un luogo, dopo aver fatto tutta la formula, elencano gli auspici, i segni che si aspettano di ricevere. E quindi dicono: mi aspetto di vedere un'aquila che viene da sinistra, mi aspetto di vedere, eccetera, eccetera, eccetera. Giove, mandaci un chiaro segno del tuo favore. Quindi non si riesce molto a capire se questi strumenti, tra virgolette, divinatori dei Romani quanto fossero passivi e quanto fossero attivi.
È un tema interessante, per cui infatti è anche molto difficile parlare di divinazione in senso stretto o di mantica in senso stretto quando si parla degli strumenti divinatori, scusate, ci manca la parola, a Roma. Ti mando a questo punto un'ultima domanda, ma il confine era enorme fin dall'inizio oppure con l'espansione di Roma hanno dovuto allargarlo? Allora, hanno Risultati dovuto diversi, vero? allargarlo, ma non per l'espansione, ma per altri motivi. Nel senso che inizialmente il confine di Roma era la Roma quadrata, era un tracciato che partiva da l'altare che girava intorno al Palatino, passando per dei punti, fra l'altro, molto significativi, che sono l'altare dedicato a Ercole che c'è nel Foro Boario e che prima in età arcaica era l'altare a Dius Fidius, il dio dei patti e dei giuramenti. Poi passava dall'altare di Conso, che Romolo consacra per l'occasione, mentre l'altro altare esisteva già da prima. Dopodiché passa per il comizio, quindi per un edificio pubblico che però è consacrato. Il comizio è come un tempio, cioè viene fondato uno spazio consacrato ritualmente, solo che sopra, anziché costruirci l'edes, cioè l'edificio templare, ci viene costruito appunto il comizio, e poi dopo passa da una delle porte di Roma. Quindi sono luoghi estremamente significativi che girano intorno al Palatino, che è il primo luogo in cui ha sede Roma, nel senso che hanno sede gli edifici pubblici di Roma. Poi, nei secoli, già in età monarchica, avviene una prima espansione di questo confine per includere tutti e 7 i colli. E quindi questo fin tanto che il Pomerio aveva veramente un valore religioso. Poi, ciao Irene, poi nella tarda Repubblica questo confine verrà ulteriormente esteso ad occupare sostanzialmente tutta la penisola, ma lì, diciamo, il valore religioso si era un po' perso e viene esteso solamente con la funzione legislativa di impedire che entrassero eserciti in armi nella penisola, che poi è quello che farà Giulio Cesare, commettendo un terribile atto sacrilego nella realtà. E infatti secondo me non sbaglia chi pensa che la fine che ha fatto sia stato il risultato, sul piano strettamente religioso, di quell'atto sacrilego di aver violato in armi il confine sacro di Roma. Bene, io direi che sei stato veramente esaustivo e che Grazie. siamo arrivati alla fine dell'ultima diretta di quest'anno e io ti lancio una palla perché ti vorrei proporre prossimamente, ovviamente per il 2024, ce la facciamo una diretta sui ceppi di confine? Perché ci sono dei raffronti interessantissimi fra Roma, Etruschi e Babilonia. Insospettabili, veramente insospettabili. Assolutamente sì, assolutamente sì. Così parliamo anche delle porte, che oggi ne Capito? abbiamo parlato poco, perché si apre, come sai benissimo, una finestra sul tema anche dei sacrifici umani. E così lì... Non lo dire che ci censurano la diretta, non dire Ah, quella cavolo, è cosa, vero, è non dire quella vero. cosa, non Scusa dire quella YouTube. cosa. Vorrei... Quindi, beh, veramente sì, tranquilla, la recuperi. Tanto adesso fino al 15 gennaio noi non ci vedremo più perché anch'io stasera con l'intento natalizio in realtà vestita da boscaiola o da post-punk, non si capisce, ci ho provato. Vi do l'estremo saluto e ci rivedremo il 15 di gennaio con Simone Varghini a parlare di sciamanesimo himalayano, quindi da Roma ce ne andiamo sull'Himalaya. Quindi ragazzi siete stati meravigliosi, avete fatto un sacco di domande, io vi ricordo che su questo canale potete seguire tantissime dirette, facciamo veramente serate a 360 gradi nelle tradizioni esoteriche e religiose del mondo.
Emanuele, sei stato meraviglioso come sempre. Grazie, grazie, sono sempre felice di tornare e io Saturnalia a te e a tutti quelli che ci hanno seguito. E noi ci vediamo giovedì sera dal vivo, Sì, mi sì, 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 non raccomando. vedo l'ora. Buona serata. Buona serata ragazzi, vi lascio con il nostro meteorite di Apocalissi in salotto. Chiusura, arriva il meteorite. Ciao, buone feste a tutti, ma ci risentiamo.